Vaccinazioni. Continua la corsa del Veneto nel vaccinare la popolazione, nonostante l'arrivo a singhiozzo dei vaccini e ancora un quantitativo non adeguato rispetto alla capacità della macchina vaccinale veneta. I dati mostrano che lo sforzo sta dando risultati. Ne abbiamo già fatto 1,5 milioni, cioè vuol dire che un terzo dei veneti più o meno, aventi il titolo di essere vaccinati, sono già stati vaccinati, almeno per una dose. Un treno che non si ferma, quello delle vaccinazioni, che in queste ore ha aperto le prenotazioni in anticipo ad un'altra corte di età. Da giovedì si vaccineranno anche gli over 60. Una corsa contro il tempo e le varianti che continuano a spuntare. Quella indiana è già arrivata anche in Veneto, nel Vicentino. Oggi abbiamo i primi due pazienti a Bassano, due indiani, padre e figlia, con la variante indiana. Se vaccinare è la parola d'ordine nella corte over 70, che tocca punti di vaccinati come nell'Uslotto Berica del 72%, vede ancora uno zoccolo duro nel 30%, difficile da aggredire per vari motivi. L'invito è di prenotarsi, le agende rimangono aperte. In tutto questo si inserisce infine la ritrovata fascia gialla e le riaperture. E si passa ovviamente alle responsabilità individuali, no? A una responsabilità che da quella delle restrizioni, quindi collettiva, viene in capo ad ognuno di noi.